Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate. Sono in trasferimento, sono in viaggio, ma ci sono. Spazio dell'umanitaria, tocca a me questo giro. Io come al solito sono quello che cerca di far riflettere un po' sull'aiuto che possiamo dare, quello che possiamo fare noi. Abbiamo visto cosa è successo anche in Venezuela in questi giorni, un disastro umanitario assurdo che si aggiunge alle tante attività che portiamo avanti costantemente, con grandi e piccoli passi a seconda appunto del momento, a seconda dell'entrata che ci arriva, a seconda della grandezza della missione. Ma in questo momento tanti sono concentrati, io dico purtroppo perché l'effetto mediatico è sempre potente, poi dopo si tende un po', i media tendono un po' a farci dimenticare quello che stiamo facendo di buono e chi ha bisogno davvero. Oggi c'è l'emergenza sul terremoto pazzesco che c'è stato. Stanno ancora lavorando le persone per salvare più persone possibili e fare in modo che si portino a casa, si portino in vita, si riportino alla vita più persone possibili. Come fare per aiutare in questi casi? Partono automaticamente i nostri contatti, le persone di fiducia. Siamo stati ad Haiti, siamo stati in tante volte in quelle zone. Non ho memoria del Venezuela, ma sicuramente sono io che non ho memoria. Sarà stato sicuramente un'azione, ci sarà stata sicuramente. Oggi c'è l'emergenza vuole azioni da emergenza, quindi la possibilità che ci date di essere parte di questo aiuto, essere parte di questa attività molto importante. Questo non ci toglie dagli aiuti che si danno normalmente, quindi dai programmi che abbiamo già stabilito, con i 5 per 1000, con le donazioni che ci arrivano e con materiali che ci arrivano. Io sono uno di quelli, come ho detto tante volte, che ha fornito bancali di materiali, penso a sistemi di pompaggio, abbiamo con l'ACP macchine da cucire, abbiamo fatto veramente di tutto per alcune missioni, per alcune spedizioni che ci sono state negli anni passati. Abbiamo dato il nostro piccolo, a parer nostro, ma grande quando arriva, contributo, ed è sempre bello fare qualcosa di più, okay? Fare qualcosa di più per gli altri. Come fare per darci un aiuto oggi? Ve ne do due modalità che poi si sviluppano in altre. La prima è quella di andare sul sito internet umanitariapadana.net e in alto a destra trovate i vari tasti da schiacciare che vi fanno vedere un po' chi siamo, il nostro lavoro, c'è parecchio lavoro, tante cose certe cose le possiamo inserire, le inseriamo, certe cose le possiamo solo raccontare brevemente per vari motivi. E la cosa buona è riuscire con questo tasto rosso che c'è in alto a destra dove c'è scritto dona ora, si apre la possibilità, si apre una pagina, non è che schiacciando quel pulsante parte una donazione automatica, no. Si apre una pagina che vi dà 5 modalità diverse per aiutare le nostre attività, quindi c'è il 5 per 1000, c'è il conto corrente postale, ci sono 2 IBAN e quindi le possibilità di darci un piccolo contributo oggi ci sono. Quello che sottolineo e che sottolineiamo in questo periodo è quello di parlare con il nostro commercialista o con chi paga i contributi,
o chi ci controlla la tassazione della pensione, è un'altra follia, vabbè. Quella è personale, è una questione personale mia. Sapere che quel 5 per 1000, quindi quella piccola parte di tassazione che già vi viene accantonata sulle vostre tasse, in questo caso voi potete decidere a chi destinarla, se no va dove deve andare, dove decidono altri dove vada. In questo caso voi potete dire voglio darla all'umanitaria padana, il codice fiscale lo trovate nella pagina dove c'è scritto dona ora, trovate il codice fiscale, quindi scrivete umanitaria padana e il codice fiscale sotto e tra 1 anno, 2 anni, quello che sarà, arriverà questa piccola ma grande goccia nel mare, questo piccolo contributo gigantesco che ci permette di... E tra l'altro a noi ci arriva la notizia di quanto ci arriverà prima, quindi noi già prima riusciamo a, sapendo che tra 1 anno ci arrivano questi fondi, possiamo già in parte destinarli, possiamo già in parte decidere come utilizzarli, cominciare già a parlare con le persone, dire il vostro progetto dell'anno prossimo in parte è partecipato da noi, oppure lo partecipiamo noi, lo faremo noi. Quindi questo dipende da quante persone hanno convinto il proprio commercialista, oltre al proprio 5 per 1000, magari anche a passarci il 5 per 1000 delle persone che non sanno a chi darlo. Quindi il commercialista può tranquillamente parlare di noi o il CAF di turno, parlare di noi e dire ma sì, fanno veramente un bel lavoro, potete chiedere al nostro ufficio eventualmente di dimostrarvi in qualche modo qualche missione fatta. Ci sono tanti documenti. Chi riceve gli auguri di Natale tra i nostri donatori riceve sempre un resoconto sommario, ma è un resoconto di quello che facciamo. Sono sempre tante. L'elenco è sempre lungo delle attività che facciamo, quindi la soddisfazione poi c'è sempre, perché si vede che il lavoro che portiamo avanti lo portiamo avanti anche grazie alle vostre donazioni, soprattutto tante volte grazie alle vostre donazioni che arrivano in questi tanti diversi modi che ci permettono di, come ho detto prima, programmare e realizzare. Cosa posso dire di più? Adesso abbiamo questo focus importante che è del Venezuela. Poi si andrà a vedere il perché certe cose sono successe, perché certi palazzi sono crollati che non dovevano crollare, palazzi nuovi costruiti male, come è successo anche in Turchia, come è successo anche in altri posti dove alla prima folata di vento viene giù tutto e non si capisce come mai. Poi si scopre che hanno usato la sabbia sbagliata, i cementi economici, ma lì è tutto un altro discorso. A me quello che interessa in questo momento è essere lì e dare una mano, dare un supporto e fare la nostra parte. Non so, non sento la radio. Tutto bene Claudio, noi ti sentiamo. Ah, ok, non avevo nessun ritorno. È importante anche in questi casi magari anche sentire voi, sentire cosa ne pensate, sentire se vi sentite in linea con noi, se c'è qualcosa che ci è sfuggito, se c'è qualcosa che potremmo fare di più, o se semplicemente volete qualche informazione su qualcosa che abbiamo fatto e vi do volentieri una risposta in questo caso. Il sito internet già da molto, i social danno già molti risultati. È importante, è fondamentale fare la propria parte, perché purtroppo non sempre
si arriva dappertutto, non sempre si riesce a essere dappertutto e è importante nel nostro caso fare in modo che tutto funzioni a dovere, e che abbiamo la possibilità di portare avanti questi supporti, questo aiuto, queste azioni importantissime, e ci permettono di fare veramente, veramente tanto. Io, come mi sentite, mi sentirete, non sono ancora al 100%, sono un po', non voglio usare il termine mentalmente confuso, non è così, non è la realtà, ma grazie, per colpa di quello che mi è capitato 4 mesi fa, sono un po' ancora in recupero, recupero più che fisico, recupero mentale. In questo caso sì, è vero, perché vuole il suo tempo. Abbiamo una macchina meravigliosa che dobbiamo tenere ben lubrificata, ben oliata, ben funzionante. Quando succede qualcosa poi ci troviamo un po' scombussolati. Vorrei anch'io fare di più per l'associazione, fare qualcosa di più pratico, non mi è concesso in questo periodo, non mi è possibile. Settimana scorsa si sono riuniti tutti, io c'ero online per un certo periodo, e mi dispiace un po', mi mancano un po' tutti i ragazzi, i volontari, il contatto con loro mi manca veramente, perché sono anime meravigliose, sono persone stupende che dedicano una parte del loro tempo e una parte della loro esperienza, una parte della loro professionalità a fare qualcosa a partecipare a qualcosa di grandioso, che è fare del bene, fare qualcosa di buono. Quindi è veramente importante, è veramente importante. Le missioni ci sono, i ritiri li facciamo, ci sono, non dico problemi nostri, ma ci sono un po' di cambiamenti legislativi mi sembra, sui cassonetti, sulle cose, su tante attività. Hanno cambiato ancora le carte in tavola per quanto riguarda, ma lì è un mio parere personale, hanno regolamentato in modo differente le ONLUS, le ODV, hanno cambiato tutto. Noi siamo riusciti, grazie a un lavoro meraviglioso di Sara, dell'ufficio e delle persone che per un po' si sono messe il cappellino da burocrati e assistente burocrati, e sono riusciti a mantenere in vita questo grande progetto. Anche questo molte volte lo si trascura, la burocrazia ci uccide, la burocrazia ci fa perdere tempo, ci fa perdere risorse. Fortunatamente noi abbiamo poi amici notai, amici avvocati, persone che sposano un po' in parte la nostra causa, in parte o totalmente la nostra causa, e decidono di darci una mano. È veramente complicato a volte pensare di avere X ore a disposizione e usarne poi il 70% per essere in regola, per poter essere autorizzati a fare il bene che decidiamo, che abbiamo deciso di dare. Ma questo lo facciamo lo stesso, e questo state tranquilli che l'Umanitaria Padana è in piedi, è in regola, è a posto, si è adeguata, ha risposto a tutte le questioni, alle domande e alle innovazioni che qualche burocrate si è inventato. Non commento i motivi, sarebbero cose personali che non sono radiofoniche e non sarebbero molto radiofoniche. Il bello è vedere che nonostante tutto noi siamo ancora qui, siamo ancora in piedi. Tanti purtroppo cambieranno metodologia o attività o modo, non lo so. Noi ci siamo ancora con i nostri progetti, abbiamo la nostra fila di progetti da portare avanti, abbiamo ancora il nostro 5 per 1000, abbiamo ancora
le nostre donazioni, i nostri bonifici, le nostre cose, quindi potete darci veramente una mano e metterci alla prova, perché no? Metterci alla prova su questa azione, su questa cosa. Metteteci alla prova, sfidateci, sfidateci, decidete di fare qualcosa di buono, magari anche scrivendolo, perché è capitato molte volte, in ufficio ne parlavamo, che ogni tanto arriva una donazione con, ai tempi, anni fa, quando c'era il discorso del terremoto in Emilia, il terremoto in Irpinia, noi in Irpinia all'Aquila, pardon, le alluvioni, penso in Romagna, ne c'era la donazione di 10 euro, 100 euro, quello che era, aiuto alla comunità di Forlì, perché sapevano che noi avevamo parlato, che stavamo facendo azioni dirette in una dove abbiamo persone di riferimento che ci aiutano e riuscivamo ad arrivare molto direttamente, molto vicini a chi aveva bisogno d'aiuto davvero. E qui io posso dirlo veramente con grande orgoglio che quando arrivano 100 euro per una missione, quei 100 euro vanno per la missione. Certo, abbiamo anche noi i nostri affitti da pagare, abbiamo le nostre spese, l'ufficio, penso a internet, penso a tutto quello che sono le spese accessorie per farci funzionare al meglio. Ma se non è il 100%, il 99, va a destinazione e molto spesso si trasforma in bene in quel luogo. Molte volte abbiamo spedito materiali, altre volte abbiamo spedito tramite persone di fiducia o abbiamo portato beni economici che abbiamo trasformato in attività economiche in quel posto. Quindi abbiamo comprato il legno dal falegname che è servito nella falegnameria, quindi altra azienda, per fare un tavolo, faccio l'esempio. Questo tavolo poi è andato in un posto dove hanno fatto la verniciatura, quindi ha lavorato la terza azienda. Quindi quei 100 euro sono diventati 300, 400, 500 perché hanno girato in tante mani, quindi hanno moltiplicato il bene che volevamo portare e questa è una grande cosa, è una grande cosa davvero. Umanitaria Padana, si riusciamo a fare veramente grandi cose, siamo veramente un'associazione piccola ma grandiosa, grandiosa veramente. Metteteci alla prova, anche magari scrivendoci mi piace dei vostri progetti, mi piace questo, vorrei che il mio contributo andasse lì. Oggi ovvio abbiamo delle emergenze importanti che sono date dal terremoto e da azioni non poco umane, definiamole poco umane, su alcuni territori nel mondo, non solo in Italia, perché anche in Italia ci sono azioni poco umane. Pensiamo alle nuove povertà, pensiamo alle persone che si trovano veramente in difficoltà e si chiudono in casa perché la pensione non gli basta, perché quello che prendono non gli basta per vivere, per pagare l'affitto, per pagare le spese. Quindi poi ti accorgi che il tuo vicino di casa, pensionato, che ha tutte le finestre chiuse, le tapparelle giù, non ha più la corrente. Adesso fa caldo, va bene, d'inverno fa freddo, non c'è più gas, non c'è riscaldamento. E magari per venirne fuori, io ho provato sulla mia pelle, l'ho provato facendolo, che a volte basta veramente fermarsi. Ciao, come stai? Buongiorno, come sta? Ci beviamo un caffè, facciamo due passi. A volte una chiacchierata, il far sentire quella persona viva, cambia già tutto. Quindi non sempre poi sono necessari contributi economici, sono necessari soldi, a volte è proprio necessario rendersi conto che intorno a noi c'è qualcuno che ha bisogno di uscire da una buca, uscire da un momento di difficoltà e magari ne può uscire semplicemente sentendosi guardato, preso in considerazione. Valutiamo bene queste cose, sono passaggi importantissimi.
dateci la possibilità di contribuire anche a noi, dandoci un contributo ovviamente. Noi siamo un buon moltiplicatore, riusciamo a fare veramente cose meravigliose con quello che ci donerete. Bello è se ci date anche la motivazione, se ci dimostrate di aver guardato, di aver letto, di averci conosciuto, quindi di non fare semplicemente una donazione, che va bene lo stesso, ma quando vi sentite parte di un progetto, parte di una missione, parte di un contributo, con un contributo, cambiano tante cose davvero, ed è veramente fantastico. Siamo alla fine, quindi dovrei salutare voi, devo salutare voi che ci state ascoltando, che mi state ascoltando, e dire grazie ai nostri volontari che non mollano mai, e meno male che ci sono, meno male che esistono. Un buon fine settimana a tutti, farà caldo, mi raccomando, bevete tanta acqua fresca se potete, usate un po' di più l'ombra e ambienti ventilati, anche se siete all'aperto, non state troppo tempo al sole, fa male, copritevi la testa. Superiamo anche questo caldo, questa caldana la superiamo senza problemi. Un abbraccio a tutti voi, buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato